Buongiorno, bentrovati. Eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo sabato 18 luglio. Molti i temi di oggi, la cronaca, andremo tra non molto nel Vicentino per la caduta di un aereo da turismo che ha causato 2 feriti gravi, ma poi torneremo anche sul caso Rogero e parleremo anche di truffe agli anziani che purtroppo si stanno moltiplicando nel nostro territorio. Ma oggi è anche la giornata naturalmente della festa del Redentore e allora ci spostiamo subito in diretta da Venezia, perché dopo i disordini di ieri sera che vi abbiamo mostrato in diretta con un corteo di manifestanti che si è scontrato con la polizia per il super yacht in laguna dell'ambasciatore americano Fertitta, oggi la città ha di fatto volta pagina, c'è anche un bel sole, lo vediamo in diretta, e si prepara alla grande festa di questa sera del Redentore che la nostra emittente trasmetterà in diretta dalle 20:10. Marta Zatta, eccola qua pronta per gli aggiornamenti su questi 2 fronti di questa giornata vissuta ieri da Venezia e di quella che vivrà oggi. Marta. Sì, buongiorno Alina, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, dicevi bene, ieri sera vi abbiamo proprio raccontato di questi scontri avvenuti tra gli attivisti e gli oltre 100 agenti della polizia, scontri che sono iniziati intorno alle 18 in campo San Zaccaria per l'arrivo di Tilman Fertitta, l'ambasciatore americano, magnate texano, che in questi giorni sta conducendo un viaggio a bordo del suo super yacht, il Boardwalk, uno yacht di oltre 117 metri, dotato anche di 2 eliporti, piscina, cinema e spa, estremamente contestato non solo in Veneto ma anche in tutta Italia per l'enorme dispiegamento di forze dell'ordine che lo sta anche accompagnando per tutta l'Italia. Ecco, ha scelto come tappa anche la città di Venezia, dove è arrivato ieri sera, e proprio ieri sera insomma vi abbiamo raccontato anche questa manifestazione dove ha visto appunto degli scontri, fortunatamente senza feriti, da parte di circa 300 manifestanti. Allora vediamo innanzitutto le immagini che abbiamo raccolto ieri sera. Un blocco dalle immagini che sta girando e vi sta trasmettendo in diretta Simone Merlo. Vedete che c'è un vastissimo dispiegamento di polizia. Le polizie sono separate solamente da una decina di metri. Vediamo tra poco che cosa succede. Vi faccio anche sentire cosa stanno dicendo. Ecco, meglio di no, perché sento che c'è un linguaggio abbastanza sopra le righe. Ed eccoci che i manifestanti si avvicinano al cordone di polizia in assetto anti-sommossa. Ed eccoci. Come era stato previsto, ci sono degli scontri. La polizia sta respingendo il corteo che voleva avvicinarsi al mega yacht dell'ambasciatore degli Stati Uniti d'America. Sono degli scontri piuttosto duri. Il cordone di polizia è in assetto antisommossa. Vedete che sta respingendo i manifestanti. Ci sono Eccole, insomma, le avete viste le immagini degli scontri raccontate dal nostro Filippo Fois. Lo ricordiamo, fortunatamente senza feriti. Alla fine la manifestazione si è conclusa nel migliore dei modi. Lo dicevamo, però oggi Venezia cambia pagina perché è il giorno della grande festa del Redentore, una festa che richiama da tutto il mondo, possiamo dire, migliaia di turisti, e soprattutto una festa anche dei veneziani. Ma partiamo da ieri sera, quando c'è stata l'inaugurazione del Ponte Votivo alla presenza del sindaco Simone Venturini e del patriarca di Venezia Moraglia, intervistati dal nostro Lorenzo Maier. Una festa del Redentore che ci invita a guardare in alto.
Sì, intanto un ricordo particolare: quest'anno sono 450 anni dal voto del 1576, quindi il ricordo è anche a tutti i veneziani che in questi secoli hanno fatto pellegrinaggio al Redentore. Non abbiamo la peste, abbiamo qualcosa che però uccide e i corpi e le anime, e l'odio che portano dietro di sé le guerre. Quindi abbiamo bisogno di riscoprire una paternità comune che ci aiuti a chiamarci ancora fratelli, ma soprattutto a considerarci fratelli. D'altra parte tutti i progetti politici che hanno anche sognato un ugualitarismo e hanno fatto anche della fratellanza molte volte un progetto, quando manca il rapporto con Dio sono destinati a fallire questi progetti. La storia ci dice questo. Ero un po' emozionato oggi, un Redentore un po' diverso rispetto agli altri che pure ha fatto, alcuni anche con la fascia come delegato, oggi da sindaco di Venezia. Beh, il primo Redentore da sindaco, quindi sicuramente c'è molta emozione, come ci sarà alla prima festa della Madonna della Salute. Sono momenti che scandiscono la vita civile e religiosa della nostra città, in cui emerge anche l'aspetto comunitario di Venezia, in cui tutti simbolicamente si ripercorre questo pellegrinaggio che da 450 anni dura appunto in questo nostro territorio, in questa nostra città. È un momento in cui anche ci riconosciamo veneziani prima di tutto, quindi scopriamo ciò che ci unisce più di quello che ci divide. In un momento in cui per ogni cosa il nostro paese, il nostro continente, il nostro mondo baruffa, ecco, questi momenti devono essere momenti di grande unità, come insegnamento non solo a livello locale ma anche a livello internazionale. Ecco, quindi insomma lo sentite anche dall'emozione del sindaco Venturini per la sua prima festa del Redentore. Nel frattempo la città sta cominciando veramente a riempirsi più del solito, possiamo dire. Noi vi ricordiamo però l'importantissimo appuntamento di questa sera su Antenna 3 alle 20:10. Per chi non potrà seguire direttamente sul posto, insomma, la festa del Redentore, ve la racconteremo in diretta fino al magnifico spettacolo pirotecnico con i nostri inviati da Palazzo Ducale e non solo. Quindi ripetiamo l'appuntamento di questa sera dopo i telegiornali alle 20:10 su Antenna 3. Per il momento da Venezia è tutto. Lina, a te lo studio, a te la linea. Grazie Marta Zatta, grazie Sandro Ponchio. Allora avremo i nostri colleghi oggi schierati naturalmente per questa lunga diretta, lo avete sentito, dalle 20:10 per la festa del Redentore, non perdetevela. Intanto noi andiamo avanti con la cronaca che ci porta innanzitutto a Padova con un episodio davvero impressionante. Obbligava la moglie a prostituirsi nonostante fosse al 5° mese di gravidanza. Quando lei si rifiutava per punizione la faceva stare in ginocchio per delle ore. È la storia di una ragazza di appena 20 anni romena e del marito che è stato ora arrestato. Picchiata, minacciata di morte, costretta a prostituirsi nonostante fosse incinta al 5° mese. È la storia di una 20enne rumena salvata a Padova dopo essersi rifugiata in un bar del quartiere Sacro Cuore. Arrestato il marito connazionale, 26enne. È successo giovedì mattina. Il gestore di un bar in zona Sacro Cuore ha chiamato il 113. Una giovane donna, visibilmente incinta, si era rifugiata nel locale dicendo di essere stata picchiata dal marito che l'aveva minacciata di morte. Sul posto sono arrivate le volanti e la squadra mobile. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Dai primi accertamenti è emerso un quadro di violenza sistematica. Il marito, un 26enne rumeno, la costringeva a prostituirsi e quella notte l'aveva aggredita perché insoddisfatto dei 150 euro guadagnati il giorno prima. Non era un episodio isolato. Negli ultimi giorni la donna aveva già rifiutato di prostituirsi, invocando l'avanzata gravidanza, e per questo era stata più volte minacciata e picchiata. Nella notte tra mercoledì e giovedì la violenza è arrivata all'apice. Costretta a restare in ginocchio per ore come punizione, la donna è riuscita a scappare solo quando il suo aguzzino si è addormentato. Gli investigatori hanno ricostruito anche un controllo psicologico costante. La giovane era isolata, senza cellulare, senza contatti con l'esterno, vietate anche le visite dal medico per paura che i sanitari notassero i lividi. Il 26enne, già indagato a 18 anni
anni per sfruttamento della prostituzione ai danni di un'altra donna rumena, è stato rintracciato nella struttura ricettiva dove si era trasferito da pochi giorni con la moglie. Attivato il codice rosso, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e segnalato per sfruttamento della prostituzione. Ora si trova in carcere a Padova a disposizione della procura. Il questore, Marco Dorisio, ha inoltre attivato l'ufficio immigrazione per l'espulsione dell'uomo. La vittima si trova in una struttura protetta. Ora, come vi anticipavo, nel Vicentino, dunque, con Mirko Cavallini e Andrea Benetti, che si sono recati sul posto di un incidente che ha coinvolto un aereo da turismo questa mattina alle 8:30, caduto in fase di atterraggio. Ci sono 2 feriti gravi. Mirko, buongiorno. Buongiorno Lina, ben ritrovati, siamo nella campagna di Sarego, alle nostre spalle c'è l'aereo appunto caduto questa mattina, un Tecnam dell'Aeroclub di Bolzano, partito questa mattina dalla cittadina altoatesina e diretto verso sud, all'altezza qui tra Montecchio e Sarego, qui poco distante c'è sia la ferrovia che l'autostrada A4, ha avuto un'avaria, ha tentato un atterraggio in questo campo che adesso è in fase di aratura e ha tentato appunto di fermarsi, ma poi è andato a sbattere in fondo su un canale di scolo, esattamente su una spalletta di cemento. Feriti un 65enne e un 52enne, il 65enne con trauma cranico, ha anche perso la coscienza, ha avuto la frattura della gamba destra e per lui è stata molto complicata l'estrazione da parte dei vigili del fuoco, arrivati con 3 mezzi qui sul posto insieme ai sanitari del SUEM. Per il 52enne fratture costali sul fianco sinistro, anche per lui codice rosso, ma sembra in condizioni complessivamente meno gravi rispetto al collega che era a bordo. Il velivolo ha avuto anche una perdita di carburante subito tamponata dai vigili del fuoco, sono arrivati anche i carabinieri di Lonigo per i rilievi, il mezzo ovviamente è sotto sequestro, rimarrà lì in quest'area privata che è di proprietà degli stessi proprietari dell'aviosuperficie che si trova oltre la coltivazione di Gran Turco che si vede in fondo. L'incidente intorno alle 8:30, nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorsi per queste 2 persone, allarmando anche i residenti. Questa è comunque una zona in cui gli abitanti sono abituati alla presenza dei velivoli, soprattutto nel fine settimana, da parte di appassionati, aerei da turismo, ultraleggeri, piuttosto che elicotteri, e ogni tanto un incidente purtroppo capita. In questo caso il volo non era diretto a questa aviosuperficie, ma ha avuto questa avaria che l'ha costretto ad un atterraggio di emergenza. I 2 feriti gravi appunto ricoverati all'ospedale di Vicenza per le gravi ferite riportate. Abbiamo intercettato pochi minuti fa la sindaca di Sarego, Jessica Giacomello, che è passata qui sul posto insieme anche alla polizia locale per verificare la situazione. Vi lasciamo le sue dichiarazioni e poi linea allo studio. Sindaco, è stato un risveglio in questo sabato con questo incidente con 2 feriti gravi, insomma un fatto inedito per Sarego. Sì, da quando sono sindaco sinceramente è la prima volta che vengo avvisata insomma di un incidente aereo, perché sostanzialmente anche se è un velivolo leggero di questo si tratta insomma. 2 feriti sono in ospedale, ovviamente sono già intervenuti subito. Da parte sua cosa si sente di dire a tutte le persone coinvolte? Beh, ovviamente si spera che dal codice rosso queste 2 persone possano uscirne nel migliore dei modi, e come sindaco e come comunità ci stringiamo attorno alle famiglie per portare loro la nostra massima vicinanza. Questa è un'area storica per motivi archeologici, il nome Caquinta infatti ci riporta al tempo dei Romani, ma è storica anche la pista di atterraggio che c'è poco più distante. Sì, effettivamente è sempre stato sentito insomma parlare di questa pista, di questo luogo che è caro ai residenti soprattutto di Monticello di Fara.
Grazie ai colleghi della redazione di Vicenza per questi aggiornamenti sul grave incidente di Saregolo. Avete sentito 2 feriti gravi. Apriamo invece un'altra pagina, quella delle truffe, perché continuiamo a parlarne, ma continuano anche a succedere e continuano a esserci vittime di questi raggiri, in particolare la truffa del finto carabiniere, del finto maresciallo. Allora, ce n'è stata una in queste ultime ore proprio nel Bassanese, ma l'autrice di questa truffa, una giovane di 23 anni, non l'ha fatta franca. Ci colleghiamo in diretta con Vanessa Banzato e Renzo Rigon. Vanessa, che hai anche come ospite Michele Ferronato, che è il vice sindaco di Mussolente. Cosa è successo? Buongiorno a te Lina e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ennesima truffa è stata perpetrata, abbiamo sentito, ai danni di una donna di 60 anni, la figlia di 26 anni, tra l'altro incinta. L'ennesima truffa del finto carabiniere, perché la 60enne è stata raggiunta in una telefonata di una persona, questo finto carabiniere, che le diceva che l'auto della figlia era stata utilizzata per compiere un colpo a Vicenza, in una gioielleria di Vicenza, e bisognava fare tutta una serie di azioni per scagionare la figlia. Nel frattempo la figlia è stata raggiunta nella telefonata di un altro complice, che appunto si spacciava anche egli per finto maresciallo, che è riuscito in qualche maniera a separare le due. Fatto sta che alla 60enne è stato richiesto di racimolare tutto l'oro che aveva in casa per far sì che venisse portato in caserma e si vedesse che non era l'oro che era stato rubato, e doveva consegnarlo a una donna che sarebbe arrivata di lì a poco. La 60enne ha fatto tutto quello che le era richiesto, ha preso il suo oro, l'ha consegnato a questa 23enne che si è presentata davanti casa, e solo dopo le due si sono accorte di essere state raggirate e hanno presentato denuncia ai carabinieri. Poco dopo, sempre i carabinieri, è arrivata la telefonata di un automobilista che era stato coinvolto in un incidente stradale e, guarda caso, si era scontrato proprio con la donna, la 23enne, che era appena scappata con la refurtiva. Lei a sua volta ha cercato di far perdere le tracce, ma i carabinieri sono riusciti a raggiungerla a poca distanza. Tutto è successo nella frazione di Casoni. E quindi per la 23enne che è stata trovata non soltanto con i gioielli che aveva appena sportato, ma hanno trovato anche delle gioielli, del denaro che aveva rubato a una 76enne di Caorle nel Veneziano, quindi insomma una raffica di colpi che era riuscita a mettere a segno. Lei è finita in carcere per truffa pluriaggravata e denunciata per il medesimo reato. Con me il vice sindaco, come avevi accennato tu, Michele Ferronato, vice sindaco di Mussolente. E la cosa che fa specie, Ferronato, è che non soltanto gli anziani vengono così colpiti da questo genere di truffe, ma sono anche persone decisamente più giovani. Sì, assolutamente sì. In questo caso ci si è sempre puntati sul fatto che l'anziano possa avere più difficoltà o quantomeno andare in panico più velocemente. In questo momento invece stanno lavorando anche con persone, diciamo, della mia età, della nostra età, e quindi persone che normalmente dovrebbero essere più attente. Questa metodologia di truffa ormai l'abbiamo imparata, l'abbiamo vista da tutte le parti, però sfruttando proprio il fatto dell'agitazione che viene messa anche solo alla parola carabinieri, via dicendo, ci perde un po' la testa, soprattutto nel momento in cui ci sono dei nostri cari interessati. Su questo invito assolutamente di sentire i carabinieri nell'immediato. Io penso che anche solo il fatto che uno nel momento in cui riceve una telefonata di questo tipo, si trova di fronte a questa persona, veda qualcuno che chiama il 112, già di per sé stesso questo sparisce. Quindi non voglio dare io dei consigli, lo danno i carabinieri, ma proprio questo consigliano, quello di rivolgersi immediatamente al 112 per capire se è vero o se non è vero. Se è vero, benissimo, proseguiranno loro direttamente la cosa. Se non è vero, sventiamo queste truffe. E di sicuro non chiedono
di consegnare gioielli a una persona qualsiasi. Assolutamente. E su questo noi abbiamo già fatto qualche intervento, come dicevo, rivolto soprattutto agli anziani. Continueremo a fare degli interventi, adesso sono in programma per il prossimo autunno, degli interventi ai quali invito tutta la cittadinanza a venire, e comunque queste informazioni si trovano anche nel sito dei Carabinieri, ai quali spiegano tutte le truffe di cui sono a conoscenza. Si diceva ennesima truffa, perché chiederei alla regia proprio al proposito di mandare un servizio con ancora l'ennesima truffa del finto carabiniere, ed è intervenuto anche l'assessore alla sicurezza di Bassano del Grappa, e con questo io, Lina, ti ricedo la linea. Un signore robusto e il palo, una donna che attualmente ha i capelli biondi, e hanno portato via abbastanza preziosi alla signora, e adesso stanno procedendo i carabinieri. È successo oggi intorno a mezzogiorno nel quartiere 25 aprile, e poco prima, in mattinata, era successo al quartiere Europa. L'ennesima truffa del finto carabiniere è riuscita con successo. È accaduto di nuovo a Bassano del Grappa. Un messaggio per tutti: qualsiasi sia la chiamata, siamo i carabinieri, e qualsiasi sia le informazioni che hanno sui soggetti, mettete immediatamente giù il telefono e chiamate voi il comando della compagnia, perché questi signori usano il termine carabinieri perché sanno che la cittadinanza ha massima fiducia nell'Arma dei Carabinieri. Questo dunque, lo avete sentito, il quadro, è anche l'ennesima truffa. Torneremo a parlare di questo tema tra non molto anche da Treviso, perché è partita proprio in questi giorni una campagna che vede coinvolta anche Antenna 3 antitruffe, rivolta naturalmente ai soggetti più fragili, alle fasce che vengono prese di mira da questi raggiri. Ma prima di proseguire vi mostro le immagini di un imbrattamento avvenuto nella notte sul ponte di Rialto con vernice spray. Sono stati bloccati e denunciati 3 turisti, con l'assessore veneziana Zaccariotto che dice tolleranza zero, un atto gravissimo verso Venezia e i veneziani. Dunque vedete delle scritte proprio sulle balaustre di marmo. A seguito delle numerose segnalazioni e richieste di informazione dei cittadini, il Comune di Venezia ha comunicato che questi 3 pakistani di 20, 21 e 22 anni turisti sono stati denunciati nella notte dalla polizia locale per aver imbrattato di vernice spray verde e rosa il ponte. I 3 sono stati fotosegnalati e denunciati all'autorità giudiziaria per danneggiamento di un bene monumentale. Vediamo se riesco a mostrarvi, eccola qua, un'altra immagine. Quindi le scritte e gli imbrattamenti sono stati più di uno, con tutti i danni che naturalmente in un monumento come il Ponte di Rialto si possono immaginare di fronte appunto a queste immagini, a queste scene che si ripetono. Vediamo allora se siamo in grado di continuare sul fronte truffe, perché come vi dicevo è partita una campagna che riguarda anche Antenna 3, coinvolge le edicole della città di Treviso, il comune di Treviso. Ci raccontano Edi Caliman, Tommaso Migotto come sta andando insieme all'assessore comunale al sociale Gloria Tessarolo. A te Edi, buongiorno. Buongiorno Lina, a te e ai telespettatori. Esatto, l'hai introdotta tu, l'assessora da cui è partito anche un po' l'iniziativa che sta prendendo piede proprio in questi giorni. È partita negli scorsi giorni come primo test, e poi entrerà nel vivo invece dalla prossima settimana la campagna proprio di sensibilizzazione per la sicurezza e insomma su come difendersi dalle truffe che Gloria ci diceva che stanno sempre più aumentando, tant'è che vede ogni giorno segnalazioni che segnalano appunto, notificano truffe agli anziani nei vari siti ufficiali e negli enti. Si parla di INPS, si parla anche di ULSS. L'ULSS ha diramato un messaggio proprio una decina di giorni fa dicendo che c'era un tentativo di truffa ai danni degli anziani sulle tessere sanitarie, sul rinnovo della tessera sanitaria. Mandavano un SMS chiedendo di collegarsi ad un link, invece la tessera sanitaria viene inviata a casa. Ma anche INPS
INPS. Ogni settimana praticamente segnala tentativi di truffa attraverso email che citano dei siti che hanno nel dominio il nome INPS, ma in realtà non sono il sito ufficiale. Quindi noi enti stiamo cercando in tutti i modi di segnalare alle persone quali sono le modalità. Le modalità principali di truffa oggi sono 3: l'email, l'SMS e purtroppo la telefonata. Quella del finto carabiniere lo sapete meglio di me, perché sono fatti di cronaca che sono continui e ripetuti. Da un lato li sappiamo perché le persone denunciano, le persone non hanno più paura di parlare quando subiscono una truffa. Molte sono riuscite a difendersi, sappiamo che alcuni sono stati anche presi proprio grazie alla capacità di intervento non solo dell'Arma ma degli anziani, dei truffati che hanno allertato le forze dell'ordine. Però non dobbiamo stancarci di informare. Per questo abbiamo pensato ad una campagna che abbiamo condiviso con Media Nord-Est, sia nel concept che poi nella realizzazione, che si articola in una serie di spot e anche in una gemella, diciamo, cartacea, perché visto il nostro tipo di pubblico è importante anche poter lasciare qualcosa che le persone vedano e si passino. E noi siamo in un'edicola, davanti all'edicola di via 4 novembre qui a Treviso, non a caso, perché parte proprio dalle edicole la distribuzione di volantini di questo kit argento. Se vuoi raccontarci, facendo vedere anche il volantino, lo facciamo vedere in diretta, di che cosa si tratta? Sì, allora con le edicole, sono 22 in città, abbiamo pensato di premiare la prossimità. Gli edicolanti ci hanno subito risposto con entusiasmo, quindi abbiamo deciso di creare una tasca, questo kit, dove mettiamo una serie di volantini con informazioni utili. Il primo è proprio questo, che è l'oggetto della campagna, che poi sappiamo l'estate è sempre il periodo in cui le persone sono più sole, quindi le truffe in qualche modo o comunque i reati tendono ad acuirsi. Ecco che allora valorizzare anche la prossimità con questo contatto relazionale con l'edicolante per noi è importante, le persone si sentono meno sole. I consigli passano quindi anche attraverso le edicole e abbiamo poi nel volantino declinato dei setting, quindi dalla truffa in casa a come comportarsi quando si è nei pubblici esercizi, banalmente ritirando la pensione o andando a fare bancomat, e poi anche quando si è per strada, quindi dove mettere la borsa, quando si è in bicicletta ad esempio, no? Dove mettere gli effetti personali, evitare il portafoglio nella tasca posteriore, quindi accorgimenti che magari sappiamo, però ricordandoceli facciamo un attimo di più attenzione. L'attenzione ci aiuta a prevenire i reati. E alle edicole appunto svolgono questo servizio di prossimità. Noi volevamo chiedere a Maurizio Pregnolato dell'edicola, insomma, anche come sta andando. L'abbiamo sentito prima, ci diceva che questa prima diffusione sta andando bene, che le persone accettano di buon grado questi volantini. E quindi poi un'altra cosa che volevo chiederle, Assessora, è che anche che il Comune mette a disposizione uno sportello per le vittime di truffa, giusto? Sì, c'è uno sportello vittime, distribuiamo anche questo volantino perché da alcuni anni noi ospitiamo questo sportello con professionisti, ci sono psicologi, ci sono avvocati che possono assistere chi è stato vittima di reato, dai reati più importanti a quelli che ci sembrano meno importanti, che però invece portano le persone all'isolamento. È uno sportello gratuito, si fissa appuntamento e gli operatori accolgono, orientano, ascoltano e quindi si cerca di riportare le persone alla socialità, perché fidarsi è bene ma in sicurezza. Ebbene, allora da lunedì la campagna entra nel vivo con tutte le informazioni utili. Lina, se non hai domande, intanto da Treviso con Tommaso Migotta ti restituisco la linea. Grazie di Caliman, Tommaso Migot, grazie all'assessore Tessarolo. Naturalmente quindi attenzione, lo ribadiamo anche attraverso i nostri canali e con questa campagna alle truffe e a chi soprattutto, al di là di spacciarsi per un uomo o una donna in divisa, chiede soldi o gioielli. Lì deve scattare necessariamente il campanello d'allarme. Andiamo avanti con la cronaca. A Padova adesso la polizia ha arrestato 2 cittadini tunisini che stavano prelevando con un bancomat appena rubato. I 2 per tentare la fuga hanno aggredito gli agenti. Avvisati da un cittadino a cui era appena stato rubato il bancomat, i poliziotti delle volanti sono intervenuti la scorsa notte nel quartiere Portello a Padova per bloccare 2 nordafricani. I 2 stranieri stavano tentando di prelevare in una tabaccheria di via Morgagni. Alla vista delle volanti hanno tentato la fuga, aggredendo gli agenti con calci e pugni. I poliziotti però sono riusciti ad arrestare i 2. L'intervento dopo che un cittadino aveva denunciato il furto della carta all'interno di una lavanderia di via Belzoni. Durante la fuga uno dei 2 tunisini, poi arrestati, ha tentato di disfarsi di un
cofanetto di hashish del peso di quasi 50 grammi. Portati in questura, i due venivano identificati. Si tratta di 2 cittadini tunisini, entrambi 31enni, pluripregiudicati per svariati reati contro la persona, il patrimonio e in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2022 uno dei due era stato arrestato mentre stava rubando in un'abitazione scardinando una cassaforte a muro. Per entrambi è scattato l'arresto e per uno di loro anche il divieto di dimora a Padova. Da incandescenze, colpisce gli arredi, minaccia i presenti e poi aggredisce un operatore sanitario. È successo all'ospedale di Vicenza. All'improvviso da incandescenze. Siamo all'ospedale San Bortolo nel reparto di psichiatria. Uno straniero pretende di far visita al fratello ricoverato, ma quando il personale richiama il rispetto degli orari e dei modi per incontrare i degenti, l'uomo si scatena, colpisce gli arredi, minaccia i presenti e poi aggredisce un operatore sociosanitario. Interviene il servizio di vigilanza interno e quindi gli agenti di polizia che lo bloccano e lo scortano fuori dall'ospedale. Il Dipartimento di Salute Mentale, come tutti i reparti di questo ospedale, sono luoghi destinati alle cure e devono godere del massimo rispetto da parte di tutti i cittadini. Con fermezza quindi ribadiamo la vicinanza ai nostri operatori, ai nostri dipendenti e condanniamo ogni forma di violenza, di aggressione verso il personale sanitario. Siamo tutti compatti ed uniti nel garantire la massima attenzione a contrastare qualsiasi forma di violenza. Un altro grave episodio di violenza ci porta a Codroipo, questa volta con la violenta aggressione ai danni della titolare di un bar da parte di un uomo che peraltro era già noto per episodi simili col sindaco, che ha espresso amarezza e rabbia. Un uomo noto nella zona e anche alle forze dell'ordine entra nel pub Al Sorriso di Codroipo nella notte tra mercoledì e giovedì. Non sembra apparentemente ubriaco, ma ad un certo punto si altera e comincia ad infastidire i clienti presenti fino a scagliarsi contro una donna e sferrandole un pugno. La titolare, una 43enne, chiama il 112 e poi lo invita ad uscire. Come risposta riceve 3 schiaffi violenti, l'ultimo la fa precipitare a terra e perdere i sensi. Arrivano i carabinieri e l'ambulanza, l'uomo è ancora all'interno del locale, sembra essersi calmato, ma invece la sua aggressione violenta riprende con veemenza ai danni dei militari accorsi. Il 47enne viene arrestato per l'ipotesi di reato di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. Alla fine al pronto soccorso finiscono un carabiniere, la cliente colpita in maniera più lieve e la titolare del bar, che riporta i traumi peggiori. Rimasta in ospedale fino al pomeriggio di giovedì, viene poi dimessa con prognosi di 11 giorni, ematomi dolorosi sul volto e sul resto del corpo. C'è poi il danno economico di dover tener chiuso il locale per un giorno, ma la botta peggiore è quella morale, la paura e il senso di insicurezza provati, oltre alla rabbia, alla notizia che il 47enne extracomunitario, responsabile di tutto ciò, sia in libertà in attesa del processo per direttissima, rinviato a dopo la pausa estiva. Se lo avessi preso a schiaffi io, ci ha detto Provata al telefono, sicuramente sarei in galera. Amarezza e frustrazione anche da parte del sindaco di Codroipo, Guido Nardini. Amarezza e dispiacere per ovviamente l'aggressione subita dalla signora, dalla titolare della realtà locale, e rabbia dall'altro canto perché la persona che ha commesso questo reato ed è stato arrestato era già conosciuto, si sapeva che nel momento in cui aveva in corpo qualche alcolico in più diventava violento. Non è ammissibile che una persona che si comporta così, rischiando anche di fare molto più di male di quanto è già avvenuto, no, venga rilasciato dopo neanche 24 ore. E questo io faccio fatica, ma credo anche i cittadini facciano fatica a comprendere queste cose. Io credo, ma adesso non voglio dare colpe a realtà più alte delle mie, ma credo che il codice di procedura penale possa essere rivisto. Disturbo della quiete pubblica, ritrovo di pregiudicati, chiuso un bar, questa volta a Mestrino, nel Padovano. Punto di ritrovo di pregiudicati, spacciatori e di clienti ubriachi molesti. Erano decine le segnalazioni arrivate dai residenti che hanno portato alla chiusura del bar all'angolo a Mestrino. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni del locale di Piazza del Mercato. Il provvedimento arriva dopo il resoconto dei carabinieri che nel corso dei mesi hanno raccolto le segnalazioni dei residenti e hanno rilevato
una grave criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il bar, luogo di ritrovo di pregiudicati, persone ubriache che disturbavano la quiete pubblica. Lo scorso novembre 2 persone sedute ai tavolini erano state aggredite. A gennaio invece una segnalazione anonima aveva permesso di sequestrare e denunciare un cliente del bar per detenzione di droga ai fini di spaccio. E tra l'altro è notizia proprio di questa mattina di un provvedimento analogo intrapreso dalla Questura di Treviso nei confronti di un locale di Borso del Grappa. Ritrovo anche in questo caso di soggetti pregiudicati e teatro di gravi episodi avvenuti all'interno o nelle pertinenze di fronte nel plateatico. Il bar già nell'ottobre 2025 era stato chiuso per 7 giorni, questa volta la sospensione della licenza è addirittura di un mese. A marzo, giugno e 2 volte a giugno c'erano stati risse, scontri, botte tra avventori, da qui la decisione del questore di Treviso Alessandra Simone di disporne addirittura la chiusura per 30 giorni. Rubano un'auto a Castelfranco Veneto e vengono rintracciati dai carabinieri a Vigo d'Arzere 3 denunciati. Stava spingendo l'auto rimasta in panne dopo il furto. Sono stati bloccati a Vigo d'Arzere e denunciati 2 nordafricani e una donna italiana che qualche giorno fa avevano rubato un'auto parcheggiata a Castelfranco Veneto. I 3, domiciliati nel Trevigiano, sono noti alle forze dell'ordine. La segnalazione era arrivata ai carabinieri di Vigo d'Arzere mercoledì. Un passante aveva notato i 3 spingere l'auto. La vettura, però, era intestata a una donna di Castelfranco che ne aveva appena denunciato il furto. Il veicolo era stato rubato all'esterno della sua abitazione, dove era posteggiato con le chiavi inserite. Le chiavi sono state trovate in possesso del 29enne. All'interno dell'abitacolo i carabinieri hanno trovato anche un bancomat risultato provento di un altro furto. La donna e uno dei 2 nordafricani sono stati denunciati. Il terzo complice, invece, è stato trovato poco lontano mentre cercava di nascondersi, ma è stato anche lui denunciato per ricettazione. Istante di pubblicità, restate con noi. Di nuovo in diretta da studio, ben trovati con la nostra prima edizione. Allora andiamo a Belluno, dove fa discutere il tema delle multe in automatico nei parcheggi dei supermercati, se sia legittimo o meno. E allora in diretta Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi ne parlano con il loro ospite proprio da un parcheggio. Quindi che succede, Fabio? Buongiorno. Siamo a Belluno, siamo con Franco Roccon per un caso che noi sappiamo bellunese, ma che in realtà potrebbe riguardare molti altri parcheggi di molti altri supermercati in provincia di Padova, di Treviso, di Vicenza, ovunque, perché ci sarebbero parcheggi dove scattano multe in automatico, è corretto? Allora, non è corretto chiamarle multe, sono sanzioni che arrivano da soggetti terzi, nel senso che... Ma devo pagarle? E qui è la domanda che ho fatto nel presentare questa richiesta alla parte pubblica, diciamo, di verificare e di approfondire la questione. Cerco di essere molto succinto. La questione è che tutte le strutture di vendita a grande distribuzione hanno avuto una concessione per edificare, diciamo, sui 1500 metri quadri e altrettanto hanno avuto l'autorizzazione per fare X numero di parcheggi in base ai metri quadri che disponevano. Sulle autorizzazioni, almeno da quello che ho potuto vedere e anche sentire, sulle autorizzazioni di costruzione non c'è il limite temporale per l'utilizzo di queste aree. Potrei capire se venisse chiusa durante la notte, che il servizio commerciale non c'è, ma trovare che c'è una limitazione nel tempo nell'utilizzo, poi capisco benissimo che il settore commerciale ha necessità di avere una rotazione all'interno dei parcheggi ed è perfettamente condivisibile questa operazione, ma non lo si può fare per 2 seri motivi. Uno, come raccolgono i dati? Spieghiamo. C'è una lettura delle targhe, un timer che le individua,
oltre un certo tempo scatterebbe questa sanzione, appunto non fatta dal comune, dalla polizia municipale, ma da un ente terzo, corretto? Perfetto, questa è la sanzione, si chiama sanzione, cioè arriva a casa la lettera, una lettera semplice, tra l'altro non raccomandata, quindi non tracciabile, quindi anche passibile di cestinaggio, diciamo, di una lettera che non mi arriva perché il postino sta male, non arriva. E quindi mi chiedono dei soldi perché ho fatto un'azione, non a me personalmente, ma chiedono all'utente perché è stato lì più di un'ora e mezza, o più delle 2 ore, o più quello che è. Ma ripeto, sotto l'aspetto commerciale ci sta, voglio una rotazione dei miei parcheggi perché più rotazione ho, più vendo come grande distribuzione. Piuttosto su Belluno ci sono delle attività commerciali così grosse da essere messe vicino all'ospedale, quindi l'utente che va in ospedale non trova posto, lo mette sull'area commerciale. Loro hanno pensato bene di fare questo tipo di operazione. Intanto i dati sono raccolti da una società esterna, un SRL. E vorrei capire se questa SRL ha le capacità e l'autorizzazione per raccogliere le targhe di singoli soggetti, perché se vai in internet non trovi la facoltà di dire di chi è questa targa, non te lo dicono, no? 2, il recapito di queste sanzioni, cosiddette sanzioni, in realtà vanno a impattare su 2 articoli del Codice Civile, il 1336 e il 1341. Uno riguarda il rapporto commerciale e l'altro riguarda un contratto fittizio che l'utente, in questo caso chi è il possessore dell'auto, fa nei confronti della GDO. Cioè stride tutta questa roba qui, no? Stride anche con le autorizzazioni avute negli anni 2000 o più avanti di questi commerciali, diciamo. Io ricevo la lettera, devo pagare a chi, ma devo pagare? Ma su quello che c'è scritto sulla lettera sì, ho avuto una serie di contatti. Ma a chi? Appunto a questa società. Pago i soldi a questa società che ha avuto l'incarico dalla grande distribuzione di raccogliere questi dati e di fare le sanzioni, eventuali sanzioni. Io non sono in grado di dire se un privato eleva multe e chiede che glieli paghi, no? Esatto, io non sono in grado in questo momento, per quello dico cari enti preposti all'autorizzazione, a tutta una serie di controlli, la polizia locale, quando fate i vostri approfondimenti, perché è nel bene sia dell'attività commerciale ma anche e soprattutto nell'utente che va a servire che va a utilizzare questi parcheggi, deve essere sinceramente tranquillo di utilizzarli, insomma. E allora con questo dubbio che ripetiamo parte da Belluno, ma non ci stupiremmo potesse riguardare altre realtà di altri supermercati, perché parliamo di catene, quindi in altre città e in altre province, da Belluno è tutto. Grazie Fabio Fioravanti e Stefano Bozzi, grazie all'ospite naturalmente. Allora andiamo sull'home page del Corriere della Sera perché c'è un aggiornamento sul caso che fa discutere in questi giorni, in queste ore, la condanna al gioielliere di Cuneo Mario Roggero. Salvini fa visita a Roggero in carcere, ritiene di aver subito un'ingiustizia, sarei orgoglioso di poterlo candidare con la Lega. Sappiamo che Mario Roggero è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori che erano entrati poco prima nella sua gioielleria, un caso che continua ad alimentare polemiche. Allora siamo in collegamento da Correzzola con i colleghi Francesco Rattai e Federico Cibotto, che si trovano con Franco Birolo. Nel 2012 sparò e uccise un ladro che si era introdotto nella sua tabaccheria, lo ricorderete, e su questo fatto ha una chiara posizione. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo in televisione. Ecco, lo dicevi bene, siamo a Civè di Correzzola, in quella che era la tabaccheria di Franco Birolo, che è qua con noi, una tabaccheria che ha un'attività che il signor Franco ha deciso di non continuare dopo anche i fatti del 2012, fatti che avete raccontato anche voi prima, fatti che ricollegano a quello che è successo appunto al gioielliere Roggero. Chiediamo subito a Franco che impressione ha avuto, quali sono state le emozioni che ha suscitato in lei questa condanna. Io ero indignato, offeso, non sapevo neanche come considerare l'obrobrietà
io non immaginavo proprio venisse condannato. Poi con un numero di anni inflitti come se fosse un criminale efferato, chissà con quale... non riesco a capire proprio come si vada a condannare una persona per bene che per una volta può anche aver esagerato nel suo reagire, e condannarlo a quasi 15 anni di galera, un uomo che ha 72 anni. Io questo trovo una cosa assurda proprio. Ecco, la vicenda del gioielliere Roggero è diversa dalla sua. Lei fu aggredito proprio qui dove ci troviamo e qui reagì ai predoni che erano entrati per rubare. Ecco, le chiedo, non è forse anche questo il fatto che il gioielliere abbia reagito dopo e uscendo dalla sua proprietà? Allora, io ricordo, anche per chi non rammentasse, ho sparato purtroppo all'interno del mio negozio a un primo soggetto, poi sono uscito anch'io e ho trattenuto un secondo individuo che poi ho consegnato alle forze dell'ordine, che stava scappando. Ecco, questo però non significa nulla, nel senso fa sempre parte del contesto del fatto che è successo. Che tu reagisci all'interno o appena fuori della tua attività entra sempre nell'episodio stesso. Quindi anche Roggero, il fatto che abbia inseguito, che abbia rincorso i ladri appena lui ha potuto, perché non poteva farlo prima, con la pistola puntata alla tempia non poteva farlo prima, quindi questi appena sono partiti per fuggire, lui si è messo appresso e ha cercato di fermarli in qualche modo. Ecco, questo è l'episodio che va considerato. Ricordiamo poi che precedentemente Mario aveva già subito rapine, quindi ne aveva prese di cotte e di crude, e lui viveva già un trauma all'interno della sua mente, della sua attività, quindi cercava di porre fine a questo incubo che stava vivendo. Ecco, lei l'ha conosciuto Mario Roggero? Io personalmente no, non ci siamo mai trovati. Ci siamo scambiati i numeri e ci chiamavamo spesso. Io l'ho sentito l'ultima volta il giorno 15, aspettava la sentenza, e ci siamo parlati come facevamo spesso, ci scambiamo i nostri pareri, i nostri punti di vista, così come facciamo con tante altre vittime di reati di questo tipo, e solidarizziamo fra di noi, insomma. Cosa le diceva? Come aspettava questa sentenza? Aveva sentore che sarebbe arrivata qualcosa di questo tipo? Lui aveva messo in preventivo anche questa ipotesi, sì. Noi tutti speravamo in una soluzione diversa. Purtroppo 15 anni sono tanti per un uomo di 72 anni, che neanch'io avrei mai immaginato. Appunto, poi il risarcimento è una cosa assurda che non sta né in cielo né in terra. Io non condivido assolutamente queste cose. Ecco, sì, c'è anche il tema del risarcimento che ricordiamo Franco Birolo è stato condannato in primo grado, assolto in secondo grado, e si è andato in Cassazione, dove è stata confermata l'assoluzione per Franco Birolo, perché i parenti delle vittime chiedevano un risarcimento. Sì, chiedevano un indennizzo, un risarcimento, non volevano mollare, diciamo, la presa, e la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la richiesta della sorella nel mio caso, cosa che invece a Roggero invece è stata ridotta dai 3.300.000 euro che chiedevano appunto i familiari, gli è stata ridotta a 780.000 euro, che comunque è una cifra che non si dovrebbe proprio esigere. Ecco, ringraziando Franco Birolo per questo suo intervento, questo è un tema che fa discutere
e molto. Ieri avevamo ospite nei nostri studi il presidente del Partito Democratico Bonaccini. Ecco, chiedo alla regia di poter lanciare il servizio che abbiamo preparato con le sue dichiarazioni. Io credo che strumentalizzarla politicamente sia un errore clamoroso e sia proprio sbagliato. Ovviamente la comprensione verso chi si sente aggredito o defraudato dell'impegno di una vita va capita, però è altrettanto evidente che in un paese civile e democratico i confini, ad esempio, della legittima difesa sono molto, molto chiari e in ogni caso non spetta sull'eventuale grazia al Ministro Nordio che si è arrogato un diritto che non gli compete, ma spetta per il nostro ordinamento esattamente al Presidente della Repubblica. Però credo che la politica dovrebbe solo abbassare i toni, perché altrimenti rischia di diventare una strumentalizzazione di quella che in ogni caso è una vera e propria tragedia. Ha fatto bene il Capo dello Stato a richiamare il governo, in particolare il Ministro Nordio. Ma ha fatto il suo dovere. Viene da chiedersi come sia possibile che una personalità come il Ministro Nordio cada in un errore del genere. Senta Bonaccini, la difesa è sempre legittima. La legittima difesa si chiama così proprio perché in diversi casi può essere e deve essere legittima, però ci sono paletti e confini che non possono essere superati, altrimenti il rischio è di precipitare nel Far West. Ecco, lo dicevamo anche prima, questo è un tema che scalda, in cui si discute e salutandovi e restituendo la linea, ringraziando Federico Cibotto per l'assistenza tecnica, vi facciamo ascoltare i pareri dei cittadini appunto su questa vicenda. Grazie alla regia, prego il servizio. Grazie Lina. Grazie al gioielliere Ruggero. Lei fermerebbe? Risposta difficile. Perché? Perché siamo al limite per giustificare una cosa violenta, però d'altro canto c'è anche una legittima difesa, no? Quindi ho dei dubbi. Bisogna pensare a quello che ha patito prima, perché a tutte queste anime belle che sparano contro il gioielliere, io vorrei che si trovassero nella loro condizione, nella sua condizione, di vedere moglie e figlia così, dopo tanti tentativi. Certamente. Perché? Certamente, perché è giusto difendersi, anche se in realtà lui era comunque in un luogo pubblico, avrebbe dovuto agire dentro. Però è giusto difendersi, insomma. Lei firmerebbe per la grazia? Subito. Perché? Sì. Perché non mi sembra giusto che uno che si difende dopo aver subito quello che ha subito, esasperato come può essere una persona in quelle condizioni là, si trovi a dover scontare 14 anni di carcere. Dare per esempio una mossa multa e basta. Se fossi il Presidente della Repubblica, penso di sì. Perché? Perché è un caso complicatissimo, però senza smentire la magistratura. Perché quando la magistratura assume un provvedimento, 3 gradi del giudizio hanno esaminato i documenti, non si può svillaneggiare le istituzioni in continuazione. I magistrati hanno fatto il loro dovere e hanno giudicato secundum alligata et probata. Tuttavia esiste anche l'eccezione e c'è la grazia, sì. Io se fossi il Presidente della Repubblica la firmerei. Questo dunque grazie al collega Francesco Rattai da Correzzola con l'ex tabaccaio ormai Birolo, che hanno commentato il caso Ruggero. Avete visto la visita in carcere di Matteo Salvini. Non rapinatori ma ladri, quelli che hanno agito invece 2 notti fa a Mestre, nel cuore della notte, alla gioielleria Comproro Mainardi di via Mestrina. Se ne sono andati con un bottino di oltre 200.000 euro. Hanno depredato
tutta la vetrina, tutte le vetrine, quindi la vetrina esterna e le vetrine interne del negozio, quindi si presume sui 200-220 mila euro di ammanco di materiale, di merce, di diamanti, di preziosi, Rolex, orologi e di tutto e di più. Un colpo studiato nei dettagli e messo a segno in pochi minuti. Tra le 2 e le 2:30 della notte 6 banditi hanno assaltato la gioielleria Compro-Oro Mainardi in via Mestrina, a 2 passi da piazza Ferretto a Mestre. 2 banditi hanno fatto da palo mentre gli altri hanno scardinato la saracinesca e sfondato il vetro blindato, portando via i preziosi esposti, intatta la cassaforte. Dove c'era il materiale più importante, quindi quello almeno non è stato toccato e insomma siamo avviliti, delusi, ma almeno questa cosa qua un po' ci solleva, ecco. La banda è arrivata e poi si è dileguata a bordo di una station wagon lasciata nella vicina via Cassavorgnan. Decisive potrebbero essere le immagini delle telecamere del vicino Bar Perla, già consegnate agli inquirenti. Sul posto i vigili del fuoco di Mestre. Sul caso indaga la squadra mobile di Venezia insieme a tutti gli elementi raccolti durante il sopralluogo della scientifica. In una strada completamente priva di telecamere comunali, il sistema d'allarme ha suonato 3 volte, ma i ladri erano già riusciti a fuggire. Che siamo su una via pedonale, è una via centrale, è una via abitata, l'allarme è suonato subito, quindi insomma non pensavamo di rischiare così tanto. Le telecamere del Bar Perla, poche ore prima dell'assalto, potrebbero anche aver ripreso uno dei delinquenti in faccia mentre si aggirava in sopralluogo attorno alla gioielleria, con e senza cappellino indossato. C'era un ragazzo di 1,70 m, per quello con il cappello, che guardava dentro. Questo è successo ieri sera, quindi sembrava quasi un appostamento, un controllare un attimino cosa c'era all'interno del negozio. Tra commercianti e residenti cresce la preoccupazione per l'ennesimo colpo nel cuore di Mestre, episodio che inevitabilmente riporta alla mente il caso del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, ferito un terzo dopo una rapina subita nel suo negozio nel 2021, un riferimento che lo stesso Mainardi richiama. A me per fortuna non è capitato di essere a tu per tu con i delinquenti, però capisco che in quei momenti ti viene tanta rabbia, anche perché sono anni di lavoro, anni di sacrificio e ti vengono portati via così, quindi un po' lo capisco, insomma, perché sono cose pesanti che succedono e non è facile tenere il controllo. Dopo quest'ampia pagina andiamo al maltempo, o meglio alla doppia allerta che c'è anche oggi, ve lo ricordo, non solo per il caldo durante le prime ore della giornata, ma poi dal pomeriggio anche per i temporali anche violenti, diffusi a partire dalle zone montane, in estensione poi alla pianura nelle ore del tardo pomeriggio e della sera, fenomeni che potranno essere anche intensi. Quindi attenzione, in particolare alla pianura centro-orientale. Tra domani e lunedì si allenterà l'ondata di caldo, ma questo passaggio potrebbe non essere del tutto immune appunto da fenomeni anche con danni. L'intera comunità di Musestre, adesso voltiamo pagina, ha salutato nel pomeriggio di ieri Gloria De Lazzari, la 45enne assassinata a Manchester a gennaio. Quante domande aperte cui non troviamo risposta, quanti e quali sentimenti contrastanti scopriamo abitare il nostro animo, e forse tra tutti i sentimenti un posto rilevante se lo ritaglia la rabbia. La rabbia per una morte violenta, quella di Gloria De Lazzari, assassinata nel gennaio scorso a Bolton, vicino a Manchester, dove lavorava da 5 anni come rider. La rabbia per i tanti perché ancora senza risposta, chiusi nel silenzio dell'unico indagato per omicidio, il 33enne James Morton, che sarà processato in Inghilterra il 21 agosto dopo che saranno resi noti gli esiti di una perizia psichiatrica. La lunga attesa dell'arrivo del corpo dell'amata figlia Gloria si è conclusa lunedì scorso. Sono passati ormai 6 mesi da quel 19 gennaio, un tempo che ha messo a dura prova il vostro cuore e la vostra mente,
provocando, credo, una condizione psicofisica, spirituale, davvero di spossatezza, di svuotamento, di smarrimento. Una storia racchiusa nelle poche efficaci parole di Don Francesco Guarise, che ha officiato i funerali nella chiesa di Musestre, paese dove Gloria era nata 45 anni fa. Sul primo banco la disperazione di mamma Daniela, che non ha mai smesso di piangere vicino alla bara della figlia. C'è forse un dolore più grande che possiamo sperimentare sulla terra? A sostenere la mamma l'intera comunità di Musestre, ma anche Roncade, testimoniata dalla presenza del sindaco Marco Donadelle e di parte della giunta. Anche da questa comunità, ha ricordato Don Francesco, si percepisce la rabbia per una vita che non doveva finire così, ma che potrà continuare nel ricordo di chi l'ha conosciuta. Ma esiste, credo, anche una rabbia positiva. È segno di quella giusta passione che deve animare il nostro rapporto con la realtà. È un'emozione buona che è necessario manifestare di fronte al male, alla violenza, all'ingiustizia. È una collera, credo, causata dall'amore. Un amore che Gloria De Lazzari nutriva, oltre che per la mamma Daniela e per il fratello Christian, ricordato più volte dal parroco, soprattutto per il papà Gaetano, accanto al quale ora riposerà per sempre nel piccolo cimitero vicino al Musestre. Vicenda di altro genere, quella che ci riporta nel Vicentino, perché sindaci e cittadini ieri pomeriggio sono scesi in piazza a Malo in una mobilitazione che ha riunito centinaia di persone in sostegno del sindaco Moreno Marsetti dopo l'incendio che ha colpito la sua azienda a Isola Vicentina. Non ci pieghiamo alle intimidazioni, il messaggio lanciato dall'intera comunità. Facciamo capire a chi vuole farci paura che non accettiamo violenza, non accettiamo intimidazioni nelle nostre comunità. Le istituzioni non si piegano davanti alle intimidazioni. È il filo conduttore degli interventi che hanno accompagnato la mobilitazione in sostegno al sindaco di Malo, Moreno Marsetti. Una manifestazione che arriva dopo l'incendio che ha devastato l'azienda del primo cittadino a Isola Vicentina, cancellando in una notte 40 anni di lavoro e lasciando senza occupazione 10 famiglie. Sullo sfondo ancora la matrice dolosa per la quale si indaga. Centinaia di cittadini e decine di sindaci del territorio si sono riuniti nella sala consiliare del comune e nella piazza esterna per lanciare un messaggio forte e chiaro. Chi colpisce un amministratore colpisce un'intera comunità. La mobilitazione si è poi spostata nell'azienda di Marsetti, dove sindaci e cittadini lo hanno raggiunto per fargli arrivare tutto l'affetto possibile. Chi con una stretta di mano, chi con un abbraccio. Il messaggio era lo stesso: sindaco, non sei solo in questa battaglia. Dovremmo essere sempre di più uniti. Non è sufficiente esserlo qui oggi. Io vivo, chi mi conosce, con forte tormento ad essere qui oggi in una manifestazione come questa, perché bisogna esserci domani, dopodomani, da qua una settimana. Bisogna esserci concretamente, come ha detto Matteo, perché ci sono 10 famiglie che devono prendere uno stipendio. E non è solo una questione economica, è una questione di far vedere anche concretamente quello che possiamo fare. Ci fermiamo adesso per un altro rapido break, a tra poco. Di nuovo in diretta da studio, ben trovati, parliamo di Palio di Feltre, manifestazione che arriva alla 47esima edizione, davvero una eccellenza del nostro territorio. Antena 3 sarà nuovamente partner per trasmettere in diretta la manifestazione nel suo momento clou. Saluto e ringrazio in collegamento il presidente del Palio di Feltre, Eugenio Tamburrino, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati. Bentrovata lei e grazie per la disponibilità. Eugenio, se è d'accordo, io partirei subito nel vedere insieme il servizio che la nostra redazione di Belluno ha preparato per raccontarci come questa manifestazione stia già entrando nel vivo. Sappiamo che la preparazione è lunga dei mesi, per cui voi siete sicuramente al lavoro già da parecchio. La corsa dei cavalli a Pra del Moro sarà l'evento clou, Antena 3 come detto lo seguirà in diretta, ma addirittura il Palio ha fatto tappa, possiamo dire, al Senato per la presentazione a livello nazionale, quindi vediamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. Palio di Feltre, 47esima edizione, è stata la sala dell'Istituto di Santa Maria di Aquiro del Senato della Repubblica, che ha dato il proprio patrocinio alla manifestazione, ad ospitarne a Roma la presentazione a livello nazionale. A volere per il Palio questo ampio respiro, da bellunese, è stato il presidente della Commissione Turismo, Agricoltura e Industria del Senato. È importante il patrocinio che proprio il Senato ha voluto dare, simbolo patrocinio, e le medaglie poi da dare ai volontari quest'anno, proprio perché il Palio ha voluto mettere assieme passione e comunità, e quindi ringraziare i tanti volontari. Per me è un onore accogliere qua una cosa così caratteristica ma così importante, che è appunto identità, passione e comunità. È ormai quasi mezzo secolo che il Palio affascina il pubblico, che si affolla soprattutto in Pra del Moro, una manifestazione di notevole impatto turistico per tutto il territorio, resa possibile proprio e solo dal grande numero di volontari che vi si dedicano in ogni sua necessità. È un'emozione, ma direi soprattutto un onore per noi, ma per tutti i volontari, il cui lavoro è fondamentale nella realizzazione di questa che è la principale manifestazione non solo di Feltre ma di tutto il territorio, anche per la pregnanza a livello sociale e comunitario. Quest'anno il programma dell'evento è davvero di rilievo nazionale e internazionale per le tante partecipazioni, dal pista del drappo Marinella Senatore alla comunità locale che ha dato prova di sé in varie modalità, fino alla presenza di nuovo del 4° reggimento a cavallo dei Carabinieri, che onorano appunto la forza di una comunità, la passione che esprime una comunità, quella di Feltre, del Feltrino, della provincia di Belluno. E dopo il Senato della Repubblica sarà la volta della Regione Veneto. Una seconda presentazione del Palio infatti prevista per la prossima settimana a Palazzo Balbi. La manifestazione avrà inizio sabato 26 luglio con una presentazione cittadina in Piazza Maggiore, per concludersi domenica 2 agosto con la tradizionale e spettacolare corsa dei cavalli in Pra del Moro, che anche quest'anno sarà trasmessa in diretta da Antena 3 Nord-Est. E allora Presidente, l'abbiamo sentita anche emozionato anche in questo contesto del Senato, tra poco, tra qualche giorno anche la presentazione in Regione, i primi passaggi per presentare questa 47esima edizione di un evento, lo abbiamo sentito, che ha un respiro che va ben oltre i confini del Veneto. Sì, è davvero un evento ormai di ampia risonanza, anche grazie all'aiuto e al contributo di Antena 3, che da tanti anni ci affianca nello spargere la voce, nel dare notizia di quella che è una tradizione fondamentale per il nostro territorio. È stata un'emozione essere al Senato, è un'emozione quando le istituzioni, il Senato, la Regione, poggiano la propria attenzione sul lavoro dei tanti volontari. È un'emozione anche perché il lavoro dei volontari, fondamentale per la realizzazione del Palio, viene gratificato e riconosciuto dalle istituzioni, e questo è sempre fondamentale, direi. Per il territorio, ma anche valenza turistica naturalmente questo evento, questa manifestazione. Sì, l'anno scorso sono state più di 28.000 le presenze al Palio e agli eventi collaterali del Palio, e questo dà un po' il polso, è una cartina di tornasole di quanto la ricaduta turistica e anche economica, perché c'è anche questo un aspetto fondamentale del Palio, sia davvero rilevante. In quei giorni Feltre e tutto il territorio danno probabilmente la migliore immagine di se stessa, perché sembra davvero di tornare al 1404 e si percepisce l'attaccamento di tutta una città a questa tradizione che unisce
ragazzi, bambini dai 5 anni fino a ragazzi un po' più esperti di oltre 90 anni. Un modo per tenere insieme una comunità, diciamo spesso che è un paradosso il Palio che divide la città in 4 quartieri ma unisce la città nel senso di comunità, che viene apprezzata e percepita anche dall'esterno, e quindi tanti sono i turisti che arrivano a Feltre in quei giorni, e speriamo tanti saranno i turisti che decideranno di vivere insieme a noi, perché è far parte in qualche modo della comunità in quei giorni il 47° Palio di Feltre. Presidente, abbiamo detto i numeri dell'anno scorso, ma che aspettative avete per questa edizione? Beh, l'aspettativa è sempre quella di migliorare, quindi finché insomma la risposta che percepiamo giorno dopo giorno sarà positiva, la speranza di arrivare anche un po' oltre le cifre dell'anno scorso c'è, e vogliamo coltivarla, cifre importanti anche per quanto riguarda la diretta televisiva di Antenna 3 per la domenica, che è davvero un mezzo fondamentale sia per scoprire il Palio da distante, per poi magari vederlo negli anni successivi di persona, sia per avvicinarsi a questa che è un'emozione unica davvero. Tra l'altro proprio questa sera, Presidente, manderemo in onda in diretta la Festa del Redentore, quindi noi quando ci sono grandi eventi insomma cerchiamo di esserci, e vediamo che ovviamente i numeri e i contatti ci danno ragione, perché poi non tutti possono essere fisicamente a Venezia, non tutti possono essere fisicamente a Feltre, ma è davvero una soddisfazione poter vedere poi in televisione questi eventi che anche in questo modo, come diceva lei prima, si portano avanti nel tempo, no? Nel senso acquistano valore e si tramandano, ed è bello quello che diceva anche sul passaggio generazionale, che i pali dei comuni, che siano storici, importanti come il vostro, anche più piccoli, nei centri più piccoli, fanno, come diceva, comunità. Sì, è fondamentale, in realtà noi crediamo uno degli obiettivi principali che dobbiamo porci. Certamente rievocare la storia, certamente rievocare le tradizioni, ma soprattutto come mezzo di unione comunitaria nella città, nel territorio. E questo lo tocchiamo davvero con mano all'interno del Palio di Feltre, e le dirigenze dei quartieri, che sono i principali attori della nostra manifestazione e che sono associazioni indipendenti, sono tutte molto giovani, e questo dà un po' il segno di quanto il rinnovamento sia sempre stia continuando, anche grazie alla vicinanza delle giovani generazioni. Da questo punto di vista il futuro del Palio è roseo, vediamo le immagini con tanti giovani impegnati. Dietro questi giovani c'è l'esperienza di chi il Palio l'ha visto nascere nel 1979 e di chi nei decenni l'ha portato avanti, e credo che davvero questa funzione sociale del Palio di Feltre, ma di tutte le rievocazioni storiche, sia fondamentale e sia uno degli aspetti anche apprezzati dalle istituzioni nell'approcciarsi a questo tipo di manifestazioni. Sì, che via via poi in questi anni hanno avuto anche tanti riconoscimenti proprio dalle istituzioni locali, che ne hanno appoggiato, sostenuto così il proseguimento. Senta, scandiamo un po' le tappe allora di avvicinamento a questo bell'appuntamento. Quando la presentazione in regione, e poi abbiamo sentito il 26 la presentazione di fatto alla cittadinanza, poi cosa succede? Sì, il 25 ci sarà la presentazione ufficiale, quindi un primo momento nel tardo pomeriggio di presentazione ufficiale della manifestazione, e poi alla sera dalle 8:15 ci sarà prima lo svelamento del drappo, che è il premio che viene commissionato ogni anno dall'Associazione Palio Città di Feltre a un artista differente, anche da artisti di rilevanza nazionale o internazionale, che sono affiancati nel corso degli anni ad artisti locali, e poi la sfida delle Cernide, che è la sfida tra i 4 gruppi sbandieratori e tamburini dei ragazzi dei 4 quartieri, che durante tutto l'anno si allenano, stanno insieme. Nell'ultimo periodo gli allenamenti sono continuativi tutti i giorni,
per arrivare pronti a questo appuntamento e dare così il loro piccolo contributo. Lo svelamento del drappo che anticiperà questo momento è davvero un appuntamento importante anche per l'artista che ha realizzato il drappo del Palio di Feltre 2026, che è Marinella Senatore, che è stata nominata qualche giorno dopo aver ricevuto il nostro incarico artista dell'anno della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. E quindi dopo Mimmo Paladino, che è stato l'artista dell'anno scorso, dopo tanti nomi eccellenti che l'hanno preceduto, anche quest'anno il fatto di avere un artista di portata internazionale è certamente una delle più riconosciute anche all'estero tra gli artisti italiani, ci onora, e quindi quel momento sarà davvero emozionante. E poi si arriverà alla settimana successiva, quando venerdì 31 luglio i 4 quartieri daranno vita alle cene propiziatorie, delle cene in cui i quartieri e le comunità dei quartieri si preparano al palio dei 2 giorni successivi, ma aspettano anche tanti ospiti per festeggiare tutti insieme. E poi il giorno successivo, sabato 1, sarà già tempo di palio, con al pomeriggio i mercatini medievali, l'intrattenimento e i giochi per i bambini, che animeranno e porteranno al 1404 la cittadella rinascimentale di Feltre, e poi dalle ore 20 prima la cerimonia di dedizione della città di Feltre alla Serenissima Repubblica, che è un po' il cuore rievocativo della nostra manifestazione, e poi le prime 2 gare nel centro storico di Feltre, il tiro con l'arco e la staffetta, di cui vediamo adesso le immagini, per concludere poi con un grande spettacolo pirotecnico che emoziona e resta sempre nei cuori degli spettatori. Il giorno successivo, la domenica, il giorno conclusivo del palio, si apre alle 10:30 con la messa in costume celebrata dal vescovo di Belluno Feltre alle 10:30 presso la cattedrale, per poi passare al pomeriggio in un grande corteo storico che vede coinvolti più di 900 figuranti, devo dire con una preparazione maniacale da parte di sarte e costumiste dell'Associazione Palio e dei 4 quartieri e del gruppo Sbandieratori Città di Feltre, che attraverserà, partendo proprio dal Duomo, la cittadella storica per arrivare a Pra del Moro, che è un'arena costruita appositamente negli anni '80 per ospitare il Palio di Feltre. In questa arena, che diventa un catino di passione, si terranno le ultime 2 gare, il tiro alla fune e la gara dei cavalli. La somma dei punteggi delle 4 gare assegna il drappo. Prima della gara dei cavalli ci sarà un altro momento di grande emozione, cioè la carica di Pastrengo, la rievocazione della carica di Pastrengo nel 1848, eseguita dal 4° reggimento a cavallo dei Carabinieri, che arriveranno a Feltre da Roma per arricchire per il 2° anno consecutivo il palio di questo momento, che è davvero uno dei biglietti da visita per la Repubblica, insomma, perché la carica dei Carabinieri è andata in ogni paese, anche all'estero, dove si dovesse celebrare un legame tra Italia e quel soggetto estero. Averle per il 2° anno di fila a Feltre è davvero una cosa straordinaria e un grande onore, e credo anche questo un sottolineare ancora una volta come il Palio di Feltre sia rilevante grazie al lavoro dei volontari. Senza dubbio, quindi insomma dei giorni intensi, Presidente, vi aspettano, delle settimane davvero da non perdere. Poi i nostri colleghi di Belluno sicuramente seguiranno passo passo questi appuntamenti che caratterizzano l'estate feltrina, davvero una settimana ricca, e abbiamo visto anche nelle immagini la grande cura davvero che mettete sia nei costumi che nelle attrezzature. Senta, un'ultima domanda le voglio fare: com'è a che livello siamo di competizione tra i quartieri? Si sente, si palpa, è palpabile a Feltre questa sfida che continua poi tutto l'anno, immaginiamo? Sì, tutto un filo di strategia che si dipana lungo tutto l'anno. Adesso siamo arrivati davvero al picco. Ognuno sta rifinendo il lavoro che ha portato avanti durante tutto l'anno. Sono più di 1500 i volontari attivi tra ente palio e quartieri per l'organizzazione del palio. La tensione di sfida tra i 4 quartieri è già palpabile, insomma.
ognuno nel proprio piccolo sa che dovrà fare meglio dei corrispettivi degli altri quartieri per dare il proprio contributo al proprio quartiere per arrivare al risultato finale. Questo è davvero, noi diciamo, il periodo più bello dell'anno per i feltrini, un periodo che scandisce da un certo punto di vista l'anno, c'è un anno prima del Palio e un anno dopo il Palio, e queste 2 settimane hanno un'energia, un'elettricità nell'aria unica, e che speriamo davvero di condividere con tanti amici che ci vengano a trovare da fuori. Certo, e poi di riuscire a trasmettere anche a chi guarderà da casa questa sfida. Grazie allora Presidente Tamburrino, buon lavoro, perché mi pare di capire che l'impegno sia tanto anche per voi appunto organizzatori di questa manifestazione. Grazie e buon lavoro. Grazie mille a voi. Allora noi andiamo avanti adesso a proposito di contatti e di ascolti con il nuovo record che segna la nostra emittente e che ci rende naturalmente orgogliosi del lavoro che ogni giorno svolgiamo nel territorio. A giugno Media Nord-Est, primo gruppo di TV locali in Italia per ascolti medi certificati Auditel, e Antenna 3 ancora la televisione locale più seguita nel paese. Primi assoluti in Italia per ascolti medi certificati. Le televisioni del gruppo Media Nord-Est confermano la propria leadership a giugno con un nuovo straordinario successo di pubblico. 1 milione di spettatori ogni giorno, primo network tra tutte le più importanti emittenti locali del panorama nazionale, con un distacco netto rispetto alle altre televisioni sul territorio italiano. E Antenna 3 si conferma prima TV locale in assoluto dell'intero paese. Buongiorno, ben ritrovati. La vocazione all'informazione, l'attenzione al proprio pubblico, la scelta di esserci sempre fanno di Media Nord-Est ancora una volta il gruppo leader assoluto per ascolti nel panorama delle televisioni locali in Italia. Al secondo posto il gruppo lombardo Mediapason, partecipato sempre da Media Nord-Est con oltre il 20% delle quote, e sull'ultimo gradino del podio Telenorba della Puglia. Buonasera, siamo in diretta come sempre. A confermare il primato assoluto delle 5 emittenti che fanno parte del gruppo di Media Nord-Est sono i dati dell'ascolto medio quotidiano certificato da Auditel nelle singole fasce orarie. È infatti la nostra informazione a non avere pari nella preferenza di pubblico, un rapporto indissolubile con i telespettatori che scelgono ogni giorno i telegiornali del gruppo Media Nord-Est. Al successo nei dati d'ascolto di giugno di Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV12 si aggiunge il record di prima emittente locale assoluta in Italia per Antenna 3, con oltre 470.000 spettatori ogni giorno. Nel Nord-Est, giorno dopo giorno, anche a giugno, 1 milione di persone si informa sintonizzandosi sui nostri canali. Una conferma che ci spinge a migliorarci sempre grazie a voi. E abbiamo parlato di eventi nel territorio, sono tanti naturalmente in questa estate. Il cantautore Alberto Fortis ha fatto tappa a Marghera nel suo tour italiano, un'occasione per raccontare aneddoti della sua carriera e presentare il suo ultimo lavoro. No one I think is in my tree, I mean it must be high or low. Strawberry Fields Forever, capolavoro forever. Nel mezzo del tour estivo che sta portando in giro per l'Italia, Alberto Fortis fa tappa al Marghera Estate per esibirsi in una dimensione acustica e di grande impatto emotivo, alternando pianoforte e armonica. Un'occasione per raccontare aneddoti della sua brillante carriera partendo dall'album Fragole Infinite. Il mio posto preferito, insomma il mio avatar, era proprio questo angolo del giardino dove mia madre coltivava le fragole. Poco meno di 20 anni dopo io mi sarei ritrovato poi agli Abbey Road Studios a Londra, alla Sala 2, la sala resa famosa in tutte le immagini possibili e immaginabili da Beatles,
a registrare il mio album Fragole Infinite e a cantare nello stesso microfono dove John Lennon ha immortalato la sua Strawberry Fields Forever, questo grazie al loro produttore Sir George Martin. La musica per Fortis come veicolo di pace. Pochi giorni fa mi è arrivata questa notizia meravigliosa di essere diventato ambasciatore per la pace preventiva per il segretariato del Summit mondiale dei premi Nobel. La musica è uno strumento potentissimo per cercare davvero di migliorare la nostra situazione. Che il tuo lavoro amici non troverà mai, perché non sai soffrire, devo tanto come un uomo. Da qui la nascita del nuovo progetto del cantautore piemontese Sentimental City. Sentimental City vuole significare non soltanto un luogo fisico, non soltanto un momento di aggregazione come può essere appunto il concerto, ma anche uno stato mentale, proprio perché io penso che oggi più che mai dobbiamo fare leva proprio sul sentimento, perché agire con sentimento significa agire con rispetto, con dignità e con considerazione proprio di se stessi e degli altri. Tra le esposizioni di Fortis, una si trova negli aeroporti non a caso, spiega il cantautore. Nell'aeroporto in particolare si incrociano destini, si incrociano itinerari e questo è però uno scambio, un'osmosi continua, così come deve essere l'arte. E a proposito appunto di convergenze d'arte, parallelamente con l'uscita del nuovo album ci sarà anche l'uscita di un mio libro per la nave di Teseo. Così Alberto Fortis a Marghera. Allora io vi ricordo l'appuntamento di questa sera da non perdere alle 20:10 con la diretta di Antenna 3 subito dopo i nostri telegiornali da Venezia per la notte del Redentore, collegamenti con i nostri inviati da Palazzo Ducale alla Giudecca, ma non solo, che racconteranno le emozioni di una serata magica all'insegna della tradizione, fino allo spettacolo pirotecnico che terrà tutti come sempre col naso all'insù per 40 minuti per scoprire come saranno i fuochi di quest'anno. Restate naturalmente collegati su Antenna 3, vi ricordo i collegamenti già nel corso dei telegiornali di questa sera di Veneto, Venezia e Treviso, e poi subito la linea alla lunga diretta che dalle 20:10 seguirà la notte del Redentore. Dopo di noi invece in chiusura Casa Pappagallo e alle 13:49 Agricoltura Veneta. Vi ricordo alle 16 il film La vita segreta delle parole, con una pellicola drammatica spagnola. In regia oggi Antonio Esposito, Marco Gagliazzo, che ringrazio. Ringrazio voi che ci avete seguito. Naturalmente le previsioni del tempo, fate particolare attenzione viste le novità in arrivo. A me non rimane che salutarvi e darvi appuntamento come sempre a questa sera. Arrivederci.